appuntamento per la definizione della nuova agenda digitale del Veneto 2025. Oggi siamo a Padova presso l'Ice Center. Dopo gli appuntamenti di Rovigo, Vicenza e Verona, siamo qui a Padova a parlare di il ruolo del digitale per le imprese oltre Industria 4.0. Passo subito la parola a Francesco Calzavara, assessore dell'agenda digitale del Veneto, per farci raccontare come sta andando questo tour per il Veneto e quali sono le prospettive per la nuova agenda digitale del Veneto. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, quarto appuntamento ed è l'occasione per arrivare a Padova e quindi conoscere anche questo spazio, l'Innovation Center. Ringrazio la Fondazione Comunica, il suo presidente, l'amico Gianni Potti, che ci permette di conoscere questi spazi che stanno riprendendo la loro vocazione dopo la pandemia, e quindi sono convinto che nel corso dei prossimi mesi quello che si è seminato precedentemente avrà la capacità di ritornare ad essere nella sua piena efficienza e dimostrare come iniziative come queste, con accanto la Regione che usa questi spazi nell'ambito del Digital Meet 2021, che è arrivato alla 9ª edizione, proprio questo spazio per andare a comprendere quali saranno le scelte che la Regione del Veneto farà nella costruzione della nuova agenda digitale 2020-2025. È l'occasione per girare il Veneto, per andare a conoscere alcuni degli Innovation Lab che la Regione ha finanziato con più di 7 milioni di euro e che ogni parte del nostro territorio dimostra di avere una vocazione. A Rovigo abbiamo trovato e abbiamo parlato di cultura, a Verona abbiamo parlato di trasporti e di infrastrutture, qui a Padova, poi passerò la parola al ben più preparato di me in questo tema, l'assessore Marcato, che ringrazio per la sua presenza. Parleremo in particolar modo di imprese, e questo credo che ci permetterà di conoscere, come dicevo, quelle che saranno le future esigenze della costruzione di questa agenda digitale, che oggi è molto contemporanea, perché cerca di intercettare anche le risorse messe a disposizione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza, con la speranza che il governo centrale consideri le regioni uno strumento utile per far effettivamente atterrare i soldi nel territorio e riuscire a fare quel percorso di acculturazione digitale che credo sia uno dei compiti della Regione del Veneto. L'esperienza che abbiamo visto a fine del 2020, inizio 2021, con un bando nazionale sull'innovazione, essere riusciti insieme con l'ANCI a intercettare 3 milioni e mezzo di euro ci ha permesso poi di riuscire, appunto, tramite l'ANCI, farli arrivare nelle pubbliche amministrazioni e quindi riuscire a implementare servizi, implementare tecnologie che ci permetteranno, da questo punto di vista, spero nel corso di questa legislatura, di far sì che ci sia sempre meno digital divide, quindi questa capacità di continuare questa promozione verso la cittadinanza digitale, che sarà la sfida dei prossimi anni. Su questo la Regione cerca di fare uno sforzo anche di dimostrarsi capace di essere quello strumento di aggregazione del dato che riteniamo possa essere la vera ricchezza del futuro, e deve trovare una Regione capace di mettere assieme tutti gli attori che ci sono nel territorio regionale, sia la pubblica amministrazione, le imprese, e chi può generare dei dati che deve trovare la Regione insieme con l'università, capace di interpretare questi dati e restituirli. Restituire un dato a un'impresa o avere la capacità predittiva di dare alcune indicazioni su quello che sta succedendo sul mercato, credo che possa essere lo strumento più utile per chi, come molte imprese del nostro territorio, stanno cavalcando questa ripresa che vede il Veneto particolarmente capace e performante, di più di quello che è il dato nazionale, a dimostrazione che anche tutto quello che si diceva, dove tutti ti dicevano che praticamente bisognava diventare grandi, quindi grandi aggregazioni, grandi fusioni, forse così non è, o almeno nel Veneto e nel nord-est così non è. La capacità della piccola e media impresa è quella che ancora una volta ha dimostrato maggiore capacità reattiva e in riuscire a interpretare al meglio quelle che sono le opportunità che abbiamo in questo momento. Quindi con questo spirito continuiamo a girare il Veneto, a raccogliere più informazioni possibili per riuscire a restituire un'agenda digitale che deve essere contemporanea e quindi deve essere capace di dare immediatamente delle risposte e avere un minimo di visione, perché credo che nel digitale chi ti dice cosa succederà fra 10 anni essenzialmente sta facendo un esercizio così di poesia e di futuro.
2025 è un tempo giusto, secondo me, per riuscire a dare questo tipo di risposte, perché ci dirà molto probabilmente quali saranno gli strumenti che le aziende avranno a disposizione, e forse qualcuno ci dirà anche quale sarà il prossimo social che utilizzeremo di più. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie all'assessore Calzavara che ha sottolineato la centralità del dato e la contemporaneità della programmazione regionale che stiamo portando avanti. Lascio la parola a Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico ed energia, che è poi l'assessore di riferimento sul tema delle imprese, dell'industria 4.0 e non solo. Grazie davvero per l'invito, ringrazio in particolar modo l'amico e collega Calzavara e saluto anche con piacere Potti, con cui condividiamo strategie e visioni ormai da molti anni, e mi fa piacere ritrovarlo qui oggi. Il tema lo conosciamo, imprese. Allora, il Veneto ha 430.000 imprese attive ad oggi. 98,7% di queste 430.000 imprese sono PMI. Oltre il 95% di queste 430.000 imprese hanno meno di 10 dipendenti. Questa è la realtà imprenditoriale del Veneto, quindi di fatto un'economia basata su una frammentazione imprenditoriale davvero molto forte. E la dimensione dell'impresa è uno degli elementi di distinguo proprio rispetto ad altre realtà regionali. Intanto dobbiamo dire subito che anche questa volta, e l'abbiamo già visto in altre due crisi pandemiche mondiali, che sono state quelle a seguito dell'11 settembre e quella a seguito della crisi arrivata grazie ai subprime americani, anche questa volta le piccole e medie imprese, le piccole e medie imprese riescono a rispondere molto meglio rispetto ad altre realtà. Lo accennava prima il collega Calzavara, noi abbiamo oggi in Veneto una crescita di PIL dell'1,2% più alta rispetto alla media nazionale, e abbiamo il tasso di occupazione più alto e il tasso di disoccupazione più basso d'Italia. Tutto questo fatto dalle PMI. È altrettanto vero però che se la dimensione aziendale non è necessariamente una criticità, lo può diventare quando parliamo di innovazione e ricerca, innovazione tecnologica. Allora è del tutto evidente che il digitale sia uno degli elementi di forza di un'economia, ed è del tutto evidente che per noi il 4.0 è un altro elemento di sostegno allo sviluppo economico. Tutto questo però si muove sulle gambe della infrastrutturazione digitale. Cioè noi non riusciamo a fare smart working, non riusciamo a fare didattica a distanza, non riusciamo a spedire dati consistenti, scusate, se non abbiamo un'infrastrutturazione digitale sufficientemente potente. E questo lo dico perché non perdo occasione per ricordarlo, anche se qui siamo tutti operativi, ottimisti, per carità, ma non perdo l'occasione per ricordarlo, che noi in Regione Veneto abbiamo 400 milioni di euro fermi, che ormai odorano di muffa, fermi là, dal 2016, 400 milioni di euro che grazie a un accordo fatto fra tutte le regioni e il governo centrale, questi dovevano servire per coprire tutto il nostro territorio, ovviamente io mi occupo del Veneto, ma tutto il territorio italiano, nelle cosiddette aree a fallimento di impresa, a portare la banda ultralarga. Tutto questo non è successo. Il termine ultimo doveva essere il dicembre del 2020, siamo ormai a dicembre del 2021 e non si vede la fine di tutto questo. Open Fiber, che è l'azienda che ha vinto l'appalto, di fatto non sta portando avanti come da protocollo l'infrastrutturazione sul nostro territorio. Ci hanno comunicato ritardo al 2022, ce ne hanno comunicato un altro al 2023, non stanno rispettando nemmeno il 2023, chissà quando mai vedremo la fine di questa infrastruttura per noi essenziale. Questo lo voglio sottolineare perché oggi, attraverso anche il PNRR, parliamo molto di transizione ecologica e di transizione digitale. Sì, se il buongiorno si vede al mattino, la vedo un po' dura. Io mi auguro innanzitutto che cambino le modalità operative di questo paese malandato.
perché ci hanno sempre raccontato che non c'erano le risorse per fare e quindi noi non potevamo fare. Oggi ci sono le risorse, sia quelle vecchie che quelle nuove del PNRR. Mi auguro che ci sia una volontà politica forte, non solo di volerle fare le cose, ma di abbattere drasticamente tutta questa burocrazia assurda che in realtà rallenta anche la nostra capacità, la nostra potenza di fuoco in termini economici. Quindi 4.0 digitale sono due traiettorie assolutamente necessarie. Mi auguro che si possa arrivare a una infrastrutturazione di banda ultralarga sufficientemente adeguata per poter immaginare di sostenere un'economia importante come la nostra, perché è inutile ce lo nascondiamo, o il Veneto produce economia assieme ad altre regioni come Lombardia ed Emilia-Romagna, o l'Italia non produce economia sufficiente. Quindi, perché è giusto anche ricordarlo che nel 2019 3 regioni avevano un segno positivo davanti al PIL ed erano Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. Tutte le altre avevano il segno negativo. Parlo di prima della pandemia. Quindi oggi noi stiamo vivendo un rimbalzo, vedremo se è strutturale o se è solo un rimbalzo tecnico. I dati ci raccontano che è in realtà una ripresa strutturale e ce lo auguriamo tutti, però questa ripresa va sostenuta evidentemente. E quindi questi investimenti sono assolutamente necessari e bene fate voi a parlare e andare, come dire, collega, in tournée con questi temi, perché è giusto toccare tutti i punti di questa straordinaria regione. Ovviamente noi faremo, come abbiamo sempre fatto, la nostra parte. Grazie per l'attenzione. Grazie all'assessore Marcato che ha sottolineato il ruolo centrale del Veneto, dell'importanza della piccola e media impresa, di questa transizione verso il digitale fondamentale, ma fondamentale il ruolo della banda ultralarga. Passo la parola invece a Gianni Potti per la presentazione di Digital Meet che ci ospita, grazie di ospitarci e se ci racconti un po' di Digital Meet e di dove siamo oggi. Grazie Luca, buongiorno a tutti. Digital Meet parte di fatto stamattina ed è un grande piacere e onore avere la Regione Veneto, i due assessori Calzavara e Marcato, che saluto con grande amicizia, nello spazio innovativo iCenter, dove anche domani ci sarà un laboratorio su Industria 4.0 grazie alla Mini Gear. Due considerazioni molto rapide. Intanto Digital Meet, 150 eventi, 300 speaker, una squadra di volontari in tutta Italia. Da stamattina sono partiti gli eventi, comitato scientifico che ringrazio tantissimo, i digital evangelist che abbiamo in tantissime regioni, insomma un esercito di eventi gratuiti e di volontariato. E questa è la sfida che abbiamo lanciato a Roma venerdì in Senato, poi domenica in Umbria e da oggi in tutta Italia, ma è significativo che partiamo dal Veneto e da Padova. Due considerazioni. La prima, diceva giustamente l'assessore Calzavara che l'agenda digitale dà una lista di attività per rendere il Veneto più digitale. Allora io voglio rilanciare questa giustissima osservazione con 3 considerazioni. La prima, in cui sposo perfettamente quello che ha detto Roberto Marcato, che la cosa prioritaria perché il digitale sia effettivamente diffuso è ovviamente la banda ultra larga, quindi il tema della connettività è sopra a ogni cosa. E questo non per consolarci, ma per dire perché l'Italia nell'indice DESI è 25esimo, 26esima in Europa. In Calabria non è diverso da qui, cioè siamo a macchia di leopardo, come in Veneto ci sono zone totalmente disconnesse o che frizzano ogni tanto l'immagine e non riesce a parlare neanche dalle nostre parti, idem succede in Calabria e in Puglia, quindi purtroppo il fenomeno non è solamente del Veneto. Però mi piace molto l'approccio della Regione, bisogna sbloccare questa situazione. Poi l'assessore Calzavara ha accennato a questa lista di cose. Io ne voglio ricordare 2 solamente, rapidissimamente. La prima, la PA è il fulcro del decollo digitale, quindi i cittadini, noi imprenditori siamo soggetti fondamentali, ma se non si muove la PA non si muove il sistema. Quindi io sono profondamente convinto che parole come interoperabilità, cioè far dialogare in maniera semplice i sistemi, la sanità con la scuola. Non possiamo chiedere 10 volte al cittadino la stessa informazione, l'indirizzo di casa o il numero di telefono o il codice fiscale. Chiediamoglielo una volta sola e questo è lo sforzo che sta facendo in questo momento la Regione del Veneto e questa è una grande partita. La seconda è culturale.
Culturale per noi significa alfabetizzazione, competenze, skill. Non vai da nessuna parte. Anche sul 4.0, giustissima l'osservazione sulle PMI, fondamentale. È il nostro tessuto del Veneto. Però diciamo anche che grazie ai bonus fiscali e via di seguito, noi imprenditori abbiamo riempito le fabbriche di macchinari. Ma se non ci occupiamo dei processi produttivi, se non sappiamo gestire i macchinari, metterli in rete nell'IoT e in altre forme di collegamento, non andiamo da nessuna parte. Quindi la sfida vera sono gli ITS, la sfida vera è avere il personale per gestire insieme all'università, agli ITS, alle varie scuole, gli skill giusti. Quindi la partita, e questa è l'ultima considerazione, è la partita che conta dal nostro punto di vista e il PNRR dovrebbe tenerne conto, ma vi prego come assessori siate vigilanti sotto questo aspetto. Va benissimo un quadro nazionale, non vogliamo confusione, ma le regioni devono avere il loro spazio perché siamo diversi in Italia l'una dall'altra. La partita dell'alfabetizzazione è fondamentale. Io dico sempre che questo vuol dire consapevolezza, surfare l'onda, quindi riuscire a gestire le cose, e l'ho detto poc'anzi in una scuola qui vicino a Padova, che il passaggio vero è anche per i ragazzi non farsi sfruttare nella gestione del dato, sapere cos'è la privacy, sapere cos'è la cyber security, cioè queste sono forme di difesa, le fake news, sulle quali avremo anche 2 bellissimi eventi con tanto di Pinocchio che gli si allunga il naso virtuale quando arriva la fake news. Bene, io mi fermo perché rilancio solamente www.digitalmeet.it, chi vuole connettersi, vuole gratuitamente iscriversi agli eventi, ci sono eventi ibridi, molti sia in presenza che finalmente rispetto all'anno scorso che eravamo solo online, e quindi grazie ancora per questo appuntamento che parte da Padova e sono molto curioso di ascoltare le prossime relazioni. Grazie. Grazie a Gianni Potti che ha sottolineato 2 aspetti veramente importanti, il ruolo centrale della pubblica amministrazione che, usando una parola magari molto tecnica, interoperabilità, può veramente semplificare la vita dei cittadini. E il secondo tema, anche qui molto dibattuto, ma sul quale sicuramente si può fare molto di più, il tema delle competenze digitali, dal cittadino alle persone che lavorano, all'occupazione. Per fare il focus sulle prossime politiche, sulle attuali politiche che la Regione Veneto sta portando avanti in termini di imprese e sviluppo economico, passo la parola al dottor Romano, direttore dell'area politica economica, capitale umano e programmazione comunitaria, che ha quindi anche il vantaggio di raccontarci come sarà la nuova programmazione comunitaria su questi temi. Bene, buongiorno a tutti, tanto buona giornata anche da parte mia. Oggi è una giornata di lavoro, quindi farò veramente pochissime considerazioni perché poi sostanzialmente l'assessore Marcato ha già tracciato le linee su cui stiamo lavorando. Voglio ricordare anche io, l'ha detto l'assessore Calzavara, che l'Innovation Lab è finanziato da fondi comunitari al POR-FES della scorsa programmazione e che siamo in un momento veramente importante perché, come avete sentito, si sta lavorando per l'agenda digitale per il Veneto per il 2025. Stiamo lavorando, la Giunta regionale ha approvato proprio qualche giorno fa la prima bozza dei 2 programmi operativi delle politiche di coesione 2021-2027 del FES e del Fondo Sociale Plus, e si sta in qualche modo concludendo un lungo percorso con il tavolo di partenariato proprio perché le politiche di coesione devono essere costruite dal basso con il territorio in maniera molto estesa. Questo lo dico perché poi questi sono documenti che magari non è detto che interessino particolarmente poi le imprese, quello che interessa sono le opportunità concrete, quindi nei prossimi anni, oltre alle molte risorse sul PNRR, vedremo se le regioni riusciranno in qualche modo anche a gestirle insieme ai ministeri, avremo invece sicuramente un numero di risorse crescenti su appunto le politiche di coesione, e ovviamente l'intervento principale dell'assessorato dello sviluppo economico chiaramente è quello a favore delle imprese. Ci saranno moltissimi interventi, ma ci saranno anche sul POR-FES interventi per la pubblica amministrazione, perché condivido, una pubblica amministrazione deve essere adeguata al sistema produttivo e dei servizi. Se non lo è, ovviamente il sistema produttivo ne risente. Ci sono molte parole chiave, l'assessore Marcato ha ricordato la dimensione delle imprese venete
che come sapete appunto sono molto piccoli e ovviamente hanno dato risposte importanti, ma noi anche lavoreremo per favorire le aggregazioni, per favorire la nascita e il consolidamento di filiere, che ovviamente poi è proprio il sistema in cui è strutturato il sistema produttivo veneto. Ci sono molte parole chiave che si possono ricordare: il tema della ricerca e dello sviluppo, il tema dell'internazionalizzazione, il tema delle big data, dell'intelligenza artificiale, tutte della transizione 4.0, come diceva prima l'assessore Marcato, sono tutte, diciamo, sfide che affronteremo, per le quali appunto vi sono anche risorse importanti. Mi voglio sottolineare proprio sul tema della ricerca e dell'innovazione. Stiamo mettendo a punto una nuova strategia di specializzazione intelligente, e quindi proprio l'assessorato di sviluppo economico sta organizzando nei prossimi giorni una serie di incontri sul territorio, tra cui proprio uno riguarderà il tema della transizione digitale, ma anche altri temi, ad esempio la transizione verde, la crescita blu, quindi temi che servono per affinare le politiche regionali, che quindi sono fatte alla giunta regionale ma con la condivisione del territorio. Questo è sempre stato in questi anni un elemento vincente. E poi in seguito a questo ci saranno una serie di bandi finanziati in particolare da fondi comunitari, che appunto cercheranno di favorire la ricerca all'interno del sistema produttivo. È stato richiamato giustamente il tema delle competenze proprio da Gianni Potti, condivido assolutamente. Qui ricordo che la Regione, qui cambiando fondo, ma insomma cambia poco il Fondo Sociale Europeo, abbiamo finanziato in questi anni, continueremo a fare interventi proprio di formazione e di aggiornamento sia per i lavoratori che per le imprese. C'è un problema enorme di nuove competenze per la digitalizzazione. È chiaro che è un problema che non c'è per i millennials, no? O per i nostri figli, ma ovviamente c'è per le nostre generazioni. Ricordo che la Giunta regionale proprio pochi giorni fa ha dato vita a un nuovo anche istituto tecnico superiore proprio in tema di digitale. Peraltro, insomma, molti documenti europei battono moltissimo sul fatto di adeguare le competenze digitali della popolazione, non solo lavorativa, ma in generale della popolazione, chiaramente su temi quali appunto sono stati ricordati, ad esempio il tema della privacy o della cyber security, eccetera. E chiudo con uno, insomma, per dire un po' che abbiamo parlato di futuro, quello che stiamo facendo con l'assessore Marcato. Stiamo lavorando per un bando proprio che riguarda la digitalizzazione e modelli di economia circolare, quindi due temi fondamentali, anche il tema dell'economia circolare e in generale della competitività delle imprese, che deve essere sempre più sostenibile, non solo perché ce lo dicono ormai moltissimi documenti, moltissime fonti di finanziamento a partire dal PNRR, ma anche dai nuovi regolamenti comunitari, ma perché è un tema che sempre più è centrale nel quello che chiede il mercato, in quello che chiedono ad esempio le nuove generazioni. E quindi appunto la Giunta regionale appunto sta lavorando per un bando di prossima uscita che riguarderà proprio l'innovazione tecnologica di prodotto, di processo, industria 4.0, come diceva prima l'assessore Marcato, l'ammodernamento dei macchinari, la riconversione delle attività produttive, quindi tutta una serie di strumenti che appunto hanno l'obiettivo di favorire la competitività delle nostre imprese e di conseguenza la maggiore occupabilità anche delle persone, dei nostri giovani. Questo è un po' il quadro in brevissimo tempo delle iniziative a breve e a medio termine su cui stiamo lavorando. Quindi mi auguro insomma che poi quello che emergerà oggi ovviamente sarà uno strumento interessante sia per i colleghi della direzione CT, ma ovviamente anche noi per quanto riguarda la parte di sviluppo economico. Quindi intanto grazie a tutti e buona mattinata. Grazie al dottor Romano che ci ha illustrato le iniziative, come ha detto correttamente, sia a breve termine sia a medio e lungo termine che la Regione sta portando avanti. Sicuramente i materiali, gli spunti, le osservazioni, le indicazioni che emergeranno dai 3 tavoli di lavoro della sessione, diciamo, seguenti di co-design saranno poi condivisi con tutte le altre strutture regionali, quindi diventeranno patrimonio comune di tutta questa nuova programmazione regionale che è alle porte.
Entriamo subito nel vivo un po' della giornata di oggi con un primo intervento tecnico. Matteo Faggin, direttore di Smart Competence Center, a cui abbiamo affidato la consueta domanda facile. Che cosa succederà nei prossimi 5 anni? Che ruolo avrà il digitale nelle imprese? Hai 20 minuti per farci un po' di suggestioni e magari ovviamente ti autopresenti meglio di me, ma presenti anche che cosa è Smart. Grazie mille Matteo. Grazie a te Luca. Uno di noi può saperlo. Partiamo dai numeri, partiamo da delle analisi che possano in effetti portarci più vicino a rispondere senza voler fare i guru, cosa che non è nelle mie qualità. Ho preparato una serie di slide, non so se si possono condividere, più che altro per accompagnare la conversazione, ecco, non per... vediamo se arrivano. Una serie di slide che parlano un po' delle analisi che si possono fare sui numeri che abbiamo. Prego, andiamo pure avanti. La prima è appunto dove eravamo rimasti pre-pandemia di fatto. Questo è un grafico che viene da fonte Istat, un rapporto sulla digitalizzazione delle imprese al 2020 che ci dice che nel periodo 2016-2018 le imprese, e parliamo di imprese comprese le medie ma non le piccole, per tornare a quello che diceva l'assessore Marcato, quindi sopra i 10 dipendenti, le imprese hanno adottato 1, 2, 3, fino a 4 tecnologie e poi via via calando, quindi l'impresa mediana ha adottato diciamo 3 tecnologie, tra il nuovo gestionale, la fibra ottica, il 4G per il mobile ovviamente, il cloud e cyber security. Tutto il resto c'è molto poco. E quindi qua così siamo entrati in pandemia di fatto, in questa situazione. Andiamo pure alla prossima che ci dice che le previsioni di dove si andava a investire, quindi le previsioni sul 2019-2021, che poi possiamo immaginare magari essere state disattese a causa di forza maggiore, si andava sugli investimenti infrastrutturali e quindi parliamo di internet con fibra ottica e internet via 4G, 5G e cyber security, con poi i più volenterosi che dicevano, beh, oltre all'infrastruttura iniziamo a fare anche applicazioni e quindi IoT, Internet delle cose, automazione, simulazione, big data, stampa 3D e altre tecnologie immersive. Quindi diciamo l'attenzione delle imprese, piccole, medie e più grandi, era soprattutto sulla parte infrastrutturali e qualcuno iniziava a guardare alle nuove, diciamo, alle tecnologie applicative, quindi a cosa fare su quell'infrastruttura. Ancora la prossima slide ci dice un'altra ricerca Istat, sempre di fine 2020, ma diciamo che fotografava già quello che succedeva nel 2020, ho riportato tra virgolette la cosa che colpisce. Le imprese iniziano a usare il web, un po' tutte, grandi e piccole, ma solo le grandi integrano le tecnologie più avanzate. E quindi se il 15% delle imprese con almeno 10 addetti fa formazione ICT per i propri dipendenti, in calo tra l'altro rispetto all'anno precedente, perché immaginiamo che nel 2020 al pieno del lockdown eccetera ci fosse difficoltà anche a fare formazione, abbiamo un 26% delle grandi che investe su intelligenza artificiale, che vuol dire che hanno messo le macchine nuove, hanno sensorizzato, hanno iniziato a raccogliere con un'infrastruttura IoT, hanno un cloud o un data center, hanno raccolto i big data e adesso iniziano a fare le applicazioni di intelligenza artificiale. E poi vediamo che invece solo il 16% tra le piccole e medie vende su internet. Quindi la differenza è abissale, il 26% delle grandi lavora già sull'intelligenza artificiale, solo il 16% delle piccole riesce a vendere su internet. Questo per dire appunto la grande differenza tra l'uno e l'altro. Ancora un dato, che è la slide successiva, che mutuo da una ricerca, invece so che poi c'è online anche la professoressa Di Maria che questa ricerca ha redatto, ha collaborato a redare e pubblicare, quindi a lei vanno i nostri ringraziamenti. Le imprese stanno investendo di più quelle con le performance migliori, ci sono due dati, le PMI top e la PMI media, adesso in questa ricerca vengono definite le PMI top come quelle che hanno le performance migliori, le PMI top investono di più delle PMI mediane in tecnologie manifatturiere,
quindi robotica, 3D printing, augmented reality, in gestione dati, cloud, business intelligence, big data, IoT, artificial intelligence e anche qualcosina di più nella cyber security. Quindi questo è dove siamo. Da qua ai prossimi 5 anni, ottima domanda, vi ringrazio. Diciamo che provo a rispondere dal punto di vista, magari possiamo andare avanti con le slide, provo a rispondere dal punto di vista appunto di SMACT, che è un ecosistema di innovazione che raccoglie a nord-est, soprattutto Triveneto, perché la nostra base è Triveneto, raccoglie tutte le università del Triveneto, da Bolzano a Trieste, passando ovviamente per Padova, che è la capofila come università più grande, e poi raccoglie una serie di end user e technology provider, quindi imprese private, end user tipicamente medio-grandi e technology provider dai grandi ai piccoli, più altri, Camere di Commercio di Padova e altri. Cosa abbiamo fatto? E siamo alla prossima slide. Stiamo aprendo, adesso iniziamo a fine mese con quella di Trieste, ma poi fino a primavera dell'anno prossimo le apriremo tutte, inclusa questa di Padova che è la più grande, le nostre live demo, i nostri dimostratori di tecnologia, ciascuno su tematiche verticali diverse, manifatturiero o agroalimentare, in cui mostriamo le tecnologie del prossimo futuro, le tecnologie, diciamo queste più vicino alla piccola e media impresa, per fargli vedere quello che possono fare con le tecnologie 4.0 e in particolare alla prossima slide vediamo che abbiamo mappato queste tecnologie contro, diciamo, quelle tipiche definite della 4.0. Advanced Manufacturing abbiamo qualcosa ce l'abbiamo in Friuli Venezia Giulia e a Rovereto, dove abbiamo il machine to machine, in Friuli Venezia Giulia invece la progettualità è sul digital twin. Additive Manufacturing no, quella non ce l'abbiamo. Augmented reality di nuovo sul digital twin del Friuli Venezia Giulia. Simulazione ce l'abbiamo sia a Padova che in Friuli, dove abbiamo il dimostratore Farm to Fork, quindi dal cibo alla tavola, che in Friuli Venezia Giulia. Integrazione orizzontale e verticale sia a Padova che di nuovo a Rovereto, dove c'è il machine to machine, così come a Bolzano, dove abbiamo lo human to machine. Infrastruttura IoT praticamente dappertutto, e diciamo che è il nostro forte. La nostra volontà è mostrare alle imprese come implementare un'infrastruttura, quello che si chiama un backbone tecnologico, quindi come connettere alla fine i device ai propri database. Il cloud di nuovo a Padova, anche a Verona, dove abbiamo la fabbrica del vino e che andremo a inaugurare l'anno prossimo. A Rovereto ancora, cyber security a Padova e a Rovereto, big data and analytics che incorpora anche artificial intelligence per quanto ci riguarda, orizzontalmente su tutte quante. Quindi queste sono le tecnologie che pensiamo siano di interesse soprattutto per le piccole e medie imprese per i prossimi anni, perché queste sono appunto dimostratori che vanno in quella direzione, far vedere e toccare con mano cosa le imprese possono fare. Oltre a questo abbiamo i nostri, ho messo tra virgolette progetti, perché in realtà non sono nostri, sono progetti delle imprese. Noi abbiamo avuto a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico 2,7 milioni che abbiamo allocato su 30 progetti che collaborano con 45 gruppi di ricerca delle università del consorzio. Abbiamo messo in piedi un metodo simpatico per fare l'incrocio, simpatico per noi ma anche per le imprese, anche per i ricercatori, per fare l'incrocio tra domanda di ricerca e offerta, nel senso che di 99 progetti che ci sono arrivati alle imprese su 2 bandi, abbiamo diffuso la loro richiesta di aiuto presso le università partner, ottenendo 135 gruppi di ricerca che hanno sostanzialmente alzato la mano e detto noi possiamo aiutare. A quel punto, invece di decidere noi a tavolino chi poteva far cosa, abbiamo messo 3, 4, 5, fino a 10 gruppi di ricerca davanti all'impresa che ha scelto quello con cui voleva collaborare, a volte scegliendo quello vicino a casa, a volte scegliendo quello dalla parte opposta del Triveneto, proprio per cercare, diciamo, il match migliore rispetto allo scopo del progetto e rispetto anche ai desiderata dell'impresa. Ecco, anche questi progetti li abbiamo mappati e sono le prossime 2 slide, brevissimamente contro le stesse tecnologie. Andrei direttamente all'ultima, questi sono i primi 17 progetti e poi, no, quella superiore, scusate.
la seconda tabella, eccola qua, diciamo che su questi progetti vediamo le tecnologie principali che sono quelle più scure, le tecnologie secondarie che sono quelle più chiare, il totale che è le ultime due colonne a destra ci dice sostanzialmente che abbiamo l'industrial IoT quasi presente ovunque, con 17 progetti, come tecnologia di supporto direi secondaria. E quindi tutti questi progetti che sono progetti di imprese diciamo molto avanzate e quindi ci possono dare un'idea di quelli che saranno i progetti delle imprese più piccole nei prossimi anni, di fatto quasi tutti hanno dentro qualcosa di Internet delle cose, IoT. E poi molto in voga anche il cloud, sempre come tecnologia di supporto, e Big Data and Analytics, e quindi anche l'Artificial Intelligence, sia vissuta come tecnologia di supporto, lato Big Data, che proprio come tecnologia primaria, e direi soprattutto Artificial Intelligence. Quindi se devo dire dove andranno, cosa faranno le imprese dei nostri territori nei prossimi 5 anni, io guarderei a questo che stanno facendo le imprese più grandi e che l'hanno proposto nell'ultimo anno o due. Quindi IoT, Cloud, Artificial Intelligence. Ultimo spunto per poi arrivare a una chiusura. Come SMACT siamo anche capofila della proposta a European Digital Innovation Hub per il Veneto. Che cos'è uno European Digital Innovation Hub? È un'entità che l'Europa va a selezionare per essere presente sui territori e soprattutto una rete, di fatto quella degli European Digital Innovation Hub, di poli locali per supportare le imprese, la pubblica amministrazione e la società in generale verso l'adozione di alcune tecnologie, diciamo così, di punta. Quali sono? Intelligenza artificiale, cyber security e high performance computing. Su quest'ultimo punto una mia nota personale: l'high performing computing è un'altra infrastruttura che inevitabilmente dobbiamo puntare ad avere e che oggi in Veneto direi che dobbiamo ancora ragionarci. Ecco, non è chiaro quale sia la direzione ed è essenziale nel momento in cui pensiamo che dobbiamo andare a sviluppare algoritmi di intelligenza artificiale molto evoluti che appunto richiedono grandi capacità computazionali. Oggi in SMACT se ne abbiamo bisogno, andiamo soprattutto dal socio INFN che si basa su quello bolognese, sul network bolognese, o dal socio SISSA che ha della struttura propria di high performing computing. In Veneto appunto mi sento di dire che è un'altra infrastruttura che merita attenzione per il futuro. Ecco, rispetto allo European Digital Innovation Hub, quindi in Veneto ci siamo fatti capofila della proposta veneta, l'unica su base regionale, che raccoglie oltre a noi i Digital Innovation Hub di Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, i parchi tecnologici, quindi il T2I e il Galileo, Union Camere, European Institute for Technologies Manufacturing, Banca Intesa, Infocamere, Area Science Park e Univeneto. E questa proposta di European Digital Innovation Hub verte soprattutto su due tecnologie: l'Artificial Intelligence come tecnologia primaria e la blockchain come tecnologia secondaria, e a servire le RIS 3 regionali, e quindi Manufacturing, Agri-Food, Creative Industries e Sustainable Living, scusatemi. E quindi un altro strumento che ci porteremo avanti, speriamo, per il prossimo settennato, anche se l'Europa è ancora più in ritardo ormai del governo italiano su certi aspetti. Ecco, chiudo con l'ultima slide che evidenzia un altro aspetto, sempre da quella ricerca che citavo prima. Quali sono i problemi principali che le imprese incontrano nel implementare le nuove tecnologie? Difficoltà a reperire figure professionali adeguate e lunghezza dei tempi di implementazione, entrambe probabilmente collegate tra loro, perché le PMI diciamo che non trovano disponibilità di competenze adeguate per implementare i propri progetti di innovazione. E quindi ci riallacciamo a quello che dicevano gli speaker prima, giustamente, appunto ITS, su cui anche noi stiamo collaborando, e altre forme di formazione, ma direi che
Non è necessario solo concentrarsi sulla formazione delle nuove leve, che sappiamo essere poche, in confronto allo stock di forza lavoro esistente, ma anche e soprattutto nell'upskilling e reskilling della forza lavoro attuale. Ogni tanto io vado in giro per le imprese partner e nuove imprese entranti, tutti chiedono perché l'università non ci dà abbastanza ingegneri. La domanda classica. E la mia domanda è loro: ma cosa pensate di farne del magazziniere 45enne che vi trovate oggi, che dovrà stare con voi per altri 20 anni almeno? Ecco, oltre a assumere il nuovo ingegnere o il nuovo ITS, bisogna anche concentrarsi sul reskilling di quel magazziniere 45enne che dovrà rimanere produttivo e ai massimi livelli per altri 25 anni, se vogliamo che l'ecosistema, che l'economia regionale prosegua con i successi che ha avuto finora. Grazie a Matteo. Upskilling, reskilling, una volta si chiama la formazione continua, però giustamente adesso lo individuiamo così, però è un tema veramente cruciale, quello che sottolineavi tu delle competenze. Estremamente interessante la tua presentazione. Io avevo 2 domande prima di passare alla seconda parte della giornata. La prima è, perché ho ricevuto un SMS che mi chiede: ma questi demo, questi laboratori si possono già accedere o da quando si potrà partire? Perché molte piccole e medie imprese, come hai detto correttamente tu, hanno bisogno di vedere, di capire, di praticare per poter adottare una tecnologia. E la seconda domanda che ti avrei fatto è, anche che citavi la richiesta prima della professoressa Di Maria, quella correlazione interessante tra dotazione tecnologica e performance delle aziende, quindi chi si è più dotato di tecnologia probabilmente in questi anni è riuscito anche a ottenere maggiori risultati. Va letto in questo modo? Allora, sulla prima noi iniziamo tra 10 giorni, il 28, con l'inaugurazione della live demo in Friuli Venezia Giulia sul Digital Twin a Trieste, e poi ci aspetta un ciclo di inaugurazioni, il 29 di novembre quella di Verona che chiamiamo Fabbrica del Vino, è dedicata al vitivinicolo, e poi andremo avanti con Bolzano, Rovereto, Trento e Padova, il tutto entro marzo, entro la primavera. E quindi stiamo andando rapidamente ad aprire finalmente queste live demo, che è il nostro fiore all'occhiello, ma anche un progetto di una certa complessità aprire queste sedi. Quindi dopodiché saremo pronti appunto a far vedere e toccare con mano le tecnologie all'opera per le piccole e medie imprese. Rispetto alla ricerca appunto che evidenziava prima, che le top PMI hanno investito di più sulle tecnologie 4.0, io lo lascerei eventualmente rispondere alla professoressa Di Maria, ricordando che la correlation is not causation, cioè la correlazione dei dati non è necessariamente sinonimo di causa-effetto, quindi può darsi che ci siano dinamiche diverse, però è evidente che quelle le aziende più performanti stanno credendo di più nella digitalizzazione. Quale cosa causi l'altra, io questo lo lascio alla professoressa. Va bene, allora ci tratteniamo la domanda per la sessione finale. Adesso passerei intanto un sincero ringraziamento ai 3 facilitatori dei 3 tavoli. Gianni Potti, che ha il tavolo, che coordinerà e faciliterà il tavolo dall'industria 4.0 e oltre, Paolo Ghezzi di Infocamere, che invece farà il facilitatore del tavolo le nuove infrastrutture per la connettività del futuro, e Eleonora Di Maria, che è già stata citata poc'anzi, il ruolo del digitale nella transizione ecologica delle imprese, che è già stato un tema anche prima evidenziato precedentemente. Nella chat trovate i 3 link alle 3 stanze che sono già aperte, quindi vi invito ad entrarvi. Sono le 11:20, siamo quasi in anticipo, quindi io vi invito a ritrovarci qui alle 12:30 in plenaria, dove con i 3 moderatori proveremo a sintetizzare i lavori di questa mattinata e raccogliere gli spunti che arrivano da tutti voi per la costruzione, per la definizione, per la redazione della nuova agenda digitale del Veneto 2025. Quindi grazie a tutti, ci rivediamo alle 12:30 in plenaria, cliccate sui 3 tavoli e iniziate i lavori di gruppo. Grazie, buona giornata.
Ben ritrovati a tutti, eccoci qua dopo la seconda parte della giornata odierna in cui affrontiamo il tema della nuova agenda digitale del Veneto per quanto riguarda il ruolo del digitale per le imprese 4.0 e oltre. Prima di chiedere ai tre facilitatori di raccontarci in maniera sintetica cosa è emerso dai loro tavoli, lanciamo il questionario. È un questionario che somministriamo sempre in tutte queste puntate, che ci permetterà di raccogliere anche dei dati quantitativi oltre a queste importanti indicazioni qualitative. E poche domande che ci aiutano a capire anche un po' qual è il sentiment di tutte le persone che partecipano ai nostri incontri. Eccoci qua. Allora, partirei subito col primo tavolo dall'Industria 4.0 e oltre, moderato da Gianni Potti, Fondazione Comunica, che prima di tutto ringrazio ancora per l'ospitalità oggi, ma come è andato il tuo tavolo e che cosa è emerso? A te Gianni. Ma direi che sono intervenuti tutti i partecipanti e ognuno ha dato un più che valido apporto. Io avevo lanciato all'inizio 3 parole, chiamiamole d'ordine del 4.0, che giusto per dare un tag a questo lavoro di sintesi che poi siete chiamati tu e Delfo Borgo a fare. Il primo tag è la connessione, la conditio sine qua non, perché il 4.0 anche dentro la fabbrica per collegare le IoT, le macchine e all'esterno dell'azienda. 2, skill e alfabetizzazione. E dentro a questo c'è stato chi ha detto che la pandemia ha accelerato la richiesta di acquisire competenza, c'è stato chi ha sottolineato di andare a pescare competenze che non sono all'interno dell'impresa nella logica dell'open innovation con il coinvolgimento di queste presenze, e poi chi ha sottolineato, sempre sul tema delle competenze, che nel fare le analisi alle PMI venga guidata l'impresa agli hub che ci sono nel territorio a cui si possono rivolgere, perché spesso non sanno dove sbattere la testa. Quindi seconda parola d'ordine, skill, alfabetizzazione, e terza ed ultima la servitizzazione. Quindi unire il prodotto al servizio, e dal prodotto al servizio nasce il valore aggiunto che porta il prodotto al mercato, quindi favorire questa possibilità. Sia su questo tema che su quello precedente degli skill e alfabetizzazione c'è chi ha detto che la Regione dovrebbe dare un aiuto a chi vuole investire non più solo sui macchinari e tutto quello che si è fatto finora, ma su processi e coprogettazione. Quindi coprogettazione e processi sono le 2 parole che accompagnano un po' quello che è stato detto stamattina. Ultima, una cosa un po' particolare ma che condivido, che hanno sollevato 2 partecipanti, perché adesso si è tornato a parlare così poco del 4.0. Allora, ai tempi del piano Calenda, eccetera, c'era l'apertura del TG1, del TG5 sul 4.0. Un po' alla volta il tema è un po' sceso. Adesso l'ha risollevato Confindustria con Bonomi, all'inizio poi di questo percorso. Adesso l'Europa ce lo chiede e questo dovrebbe esserci un'ondata. Quindi c'è anche un problema di comunicazione da portare all'attenzione, quindi la preghiera che la Regione ne parli di più, sui giornali gli assessori se ne facciano portavoce, perché questa è la vera sfida per cambiare il sistema produttivo del Paese, non è solamente una cosa locale, e il Veneto potrebbe essere all'avanguardia, soprattutto sulle PMI. Grazie Gianni, molti spunti che sicuramente tratteniamo per la redazione della nuova agenda digitale, questo che hai detto tu sulla connessione interna, sulle skill, sull'idea di ibridare prodotti e servizi, e soprattutto su questo punto della comunicazione, perché avere un punto di attenzione focale importante permette a tutti ovviamente di alzare anche l'asticella e di costruire progetti tutti assieme. Sul tema invece 2, sul tavolo 2, le nuove infrastrutture per la connettività del futuro, in questo caso non tanto connettività interna ma probabilmente connettività di territorio, lascio la parola a Paolo Ghezzi di Infocamere, direttore generale di Infocamere. Come è andato Paolo? Che cosa è emerso? Intanto ciao. Ciao Luca, ciao anche a Delfo. No, è andata molto bene, nel senso che pur avendo un tema, no, quello dell'infrastruttura, dove chiaramente non dico è sovranazionale, ma un'esigenza che tutti sentiamo, abbiamo avuto discussioni molto focalizzate su quello che è il vantaggio, permettetemi di dirvi, che oggi avremmo in Veneto, in cui ad esempio
l'autonomia che oggi possiamo vantare, no, in Veneto, e anche la grande progettualità messa in pista ha fatto percepire che il vero supporto che oggi, molto del supporto si aspettano dalla pubblica amministrazione è proprio quello di essere di indirizzo e di grande conoscenza dei territori, e quindi di indirizzare ad esempio le risorse nazionali in maniera mirata dove veramente ce n'è più bisogno, perché la vicinanza al territorio è stata vista come un grande vantaggio che regioni come la nostra oggi hanno. Abbiamo toccato per esempio il tema in cui ci saranno nei prossimi mesi 500 milioni di nuove applicazioni, quindi questo fa capire che l'infrastruttura sotto è fondamentale, ma in realtà la discussione è andata molto su come lavorare, quindi le competenze e la regolamentazione di cui oggi abbiamo bisogno, hanno bisogno soprattutto le piccole imprese, e come anche il tema quindi delle infrastrutture deve andare di passo col tema della culturale, della sicurezza e conoscenza. Per cui qui si è toccato nella discussione il tema di come sia importante oggi insegnare, portare queste conoscenze che io dico di base, non all'università, ma molto prima, quindi negli ITS, nelle scuole secondarie, affidando poi agli enti locali e alla regione in primo il compito di indirizzo e di coordinamento di grandi risorse che arriveranno e di progetti. E credo che tutti gli esempi sono stati in positivo nella lettura di quello già fatto. È inutile dirvi che abbiamo nelle premesse, insieme anche a Varotto, toccato il tema che qui per esempio abbiamo una connettività con il V6, no? Che è una struttura pubblica, raggiunge quasi tutte le pubbliche amministrazioni, la rete regionale, e è percepita, quindi quello che si aspettano è che continuiamo una progettualità di territorio, di coesione e non di silos, ecco, proprio a livello di chi guida. E l'altro è il tema del come lavorare e la sicurezza che deve affiancare il tema delle infrastrutture. È inutile dirvi, il 5G in una realtà come il nostro territorio è una soluzione più delle grandi città. Noi abbiamo bisogno ancora della banda larga che raggiunga sempre più, in primis l'amministrazione, ma poi le case. Ecco, questi sono stati i suggerimenti, i punti portati al tavolo. Grazie Paolo, interessante questo spunto come l'infrastruttura hard, fisica, richieda molta infrastruttura soft, competenze. Interessante lo spunto sulla parte del sistema, l'infrastruttura richiede un approccio di sistema mettendo assieme tutti gli operatori, ovviamente partendo già dalle infrastrutture che esistono. Ne hai citato un caso molto importante come il V6 di Padova. Terzo tavolo, il ruolo digitale nella transizione ecologica delle imprese. La professoressa Di Maria aveva questo compito di gestire un tavolo che combinava un po' queste due dimensioni molto, passatemi dire di moda, ma molto presenti, la transizione digitale con la transizione ecologica. E lascio la parola a Eleonora. C'era anche la domanda della parte di stamattina, Eleonora, se ti ricordi. Grazie mille. Buongiorno a tutti e a tutte, ben trovati. Questo tavolo è stato molto interessante, ringrazio tutti e tutte le partecipanti, abbiamo avuto modo di confrontarci avendo in mente la prospettiva dell'impresa, la prospettiva della pubblica amministrazione, del mondo dei dirigenti, della scuola, del mondo della ricerca, quindi è stato molto utile cercare di inquadrare cosa vuol dire digitale per la transizione ecologica. Abbiamo, come dire, ragionato tenendo in considerazione di due spunti: da un lato quali sono gli ambiti della transizione ecologica che vogliamo in qualche modo che rientrino, che possono essere supportati e promossi dall'agenda digitale, quali sono gli attori e i contesti. Diciamo, vado per sommi capi, ma sono emersi alcuni spunti decisamente importanti. Il primo, per quanto riguarda la transizione ecologica, è stato messo in evidenza in maniera molto chiara come non si tratti semplicemente di attenzione alla dimensione energetica, ma significa andare a ragionare su un complesso più ampio di utilizzo delle risorse. Questo significa mettere in campo attori diversi. In primo luogo, diciamo così, un ambito su quale l'agenda digitale e il ruolo della regione si potrebbe focalizzare riguarda sicuramente il mondo manifatturiero e la produzione, perché la transizione ecologica significa
un uso più efficiente delle risorse all'interno di un paradigma nuovo, no? Di creazione del valore, che è quello anche dell'economia circolare. Quindi tutte le competenze, tutti gli attori che ruotano attorno al mondo della manifattura e delle filiere devono essere in qualche modo messi in grado, supportati o valorizzati nel momento in cui portano avanti anche strategie innovative. Però è stato altrettanto importante sottolineare come la pubblica amministrazione ha anche un ruolo, lo si diceva anche alla tavola plenaria all'inizio, no, diciamo, in cui il ruolo del digitale può diventare un elemento importante per la gestione, per esempio, di tutte quelle che sono le problematiche legate all'area ambiente, in due dimensioni. Da un lato quello della necessità di lavorare verso l'offerta di nuovi servizi, e questo secondo me è un ambito importante da sottolineare. C'è un'innovazione che le tecnologie digitali possono dare alla tua impresa, quindi nei nuovi modelli di business, quindi in sovrapposizione a quello che dice anche Gianni Potti su Industria 4.0, ma anche il mondo della pubblica amministrazione attraverso il digitale può gestire in modo nuovo servizi verso i cittadini. E c'è un altro punto secondo me altrettanto importante che riguarda la dimensione relazionale, cioè le tecnologie digitali in realtà aiutano a gestire meglio in maniera bidirezionale il rapporto con i cittadini, e questo tavolo è emerso, è un elemento che potrebbe essere ulteriormente supportato dall'agenda digitale. Il secondo elemento che vorrei sottolineare riguarda l'ambito della formazione delle competenze. Qui abbiamo avuto degli spunti interessanti, quindi da un lato mettere insieme e aiutare in particolare i dirigenti, che ha un ruolo diciamo così di guida delle imprese, delle organizzazioni, nel comprendere meglio quali sono gli elementi della transizione ecologica anche attraverso il digitale, ma soprattutto sono emersi due spunti che secondo me sono interessanti. Il primo, riuscire a combinare attori diversi, quindi il mondo della scuola, del mondo diciamo di chi sviluppa le competenze legate alla transizione ecologica e chi poi dovrebbe applicarle, quindi penso alle imprese ma anche alla pubblica amministrazione, attraverso per esempio percorsi che siano centrati sul digitale, siano favoriti dal digitale, ma che siano basati su progetti connessi alla transizione ecologica. E secondo, un ragionamento sulla certificazione, sulla valorizzazione delle competenze in un'ottica anche di microlearning, che per esempio oggi il digitale può aiutare a fare per sostenere questo processo, diciamo, di formazione continua che valorizzi, questo sia un altro elemento interessante che è emerso dal tavolo, le numerose competenze sul tema della transizione ecologica che già esistono a livello territoriale, che l'agenda digitale potrebbe aiutare a mettere a fuoco e a favorire anche in un'ottica di trasferimento, diciamo, delle buone pratiche di, diciamo così, di apprendimento, diciamo, tra attori a livello territoriale. C'è poi un ultimo aspetto che vorrei in qualche modo sottolineare, che riguarda il fatto che oggi esistono a livello regionale una serie di iniziative, pensiamo all'Innovation Lab, ma anche al mondo, diciamo così, degli acquisti verdi, quello che si chiama il GPP, che sembrano in qualche modo due aree, due ambiti tra loro separati, che invece potrebbero essere, solo come esempi li porto, particolarmente oggetto di un'integrazione. Cioè da un lato capire quante delle iniziative che sono sostenute e che potrebbero essere sostenute a livello territoriale, connesse al digitale, hanno un contenuto, diciamo, legato alla dimensione ambientale. Questo per far emergere e rendere, diciamo, più evidente quelli che sono gli impatti che potrebbero essere in qualche modo generati e fare, diciamo, scuola anche in ottica futura. Secondo elemento, quello del ruolo che può avere anche la pubblica amministrazione, penso attraverso appunto gli acquisti veri, c'è una tematica tipicamente, diciamo, di transizione ecologica che potrebbe essere ulteriormente sostenuta e supportata in un quadro più ampio di coordinamento grazie al digitale. L'ultimo punto, lo dico come battuta che però è importante, è che oggi, grazie attraverso i dati che il digitale può dare, c'è un supporto a uno degli elementi fondamentale della transizione ecologica, che è quella della gestione del rischio, cioè la possibilità di aiutare tutti gli attori a decidere in maniera più consapevole, quindi il problema di, come si chiama, driven management, no? La gestione dei dati che hanno però come oggetto decisioni legate alla transizione ecologica. Mi fermerei qui, grazie. Grazie Eleonora, tantissimi spunti, dall'ultimo sulla centralità del dato per una gestione ottimale dell'ambiente, del territorio, anche un'ottica green, ai nuovi modelli di business, alle competenze, al ruolo proattivo della regione, sia incrociando iniziative che sta già facendo, giustamente citavi tu il green procurement, sia magari valorizzando
dinamiche già attive nel mondo digitale per capire se hanno un impatto ambientale. Quindi grazie veramente ai 3 moderatori, quindi ringrazio ancora Gianni Potti, Paolo Ghezzi e Leonora Di Maria per questo attivo contributo che ci hanno condiviso con noi, e lascerei la parola per le conclusioni non di rito ma per il rilancio verso i prossimi appuntamenti al dottor Idelfo Borgo. Grazie Luca. Dico, mi fa molto piacere aver ascoltato oggi un po' l'intervento di questi 3 tavoli, perché se non altro sostiene un po' anche il lavoro che abbiamo fatto anche in questi anni, perché ricordo di per sé che l'agenda digitale non è un documento sterile, che un dovere che dobbiamo fare istituzionale, ma è anche è uno strumento che ci ha permesso anche in questi anni anche di portare a casa dei risultati. Ricordo che l'agenda digitale è sì quel documento che dovrebbe essere la nostra linea guida per guidare un po' la trasformazione digitale della regione del Veneto, per rendere il Veneto più attrattivo, più sostenibile, più comunità, che in questi anni ci ha permesso anche di portare anche dei grandi risultati. Ricordo solamente alcuni, come la nascita di 10 Innovation Lab nella regione del Veneto che abbiamo finanziato, con i suoi 125 palestre digitali che sono distribuiti nel territorio. Ricordo che la Regione Veneto è riuscita a portare anche, grazie anche a dei fondi innovazione del Dipartimento dei fondi ministeriali, anche abbiamo portato a casa 540 comuni che sono transitati tutti su PagoPA, e siamo la prima regione italiana proprio per numero di enti, anche per numero di transato sulla piattaforma PagoPA. La Regione Veneto è l'unica regione in Italia ad avere una ZTL integrata con tutti i suoi comuni, e ce ne sono tante altre. Ma mi fermo a queste perché in realtà mi vorrei riagganciarmi su alcuni elementi che abbiamo affrontato oggi. Proprio sentivo appunto dei vari tavoli, uno dei temi fondamentali è proprio, si parlava proprio anche di skill e alfabetizzazione anche attraverso proprio l'innovation, con le modalità di open innovation. Questa è proprio la base con cui noi abbiamo anche fatto nascere proprio l'Innovation Lab come luogo per far sì che il pubblico, il privato possa incontrarsi per trarre il massimo delle proprie buone pratiche, condividere le proprie capacità. Ricordo poi anche su questi ambiti qua, poi si è parlato molto anche di vicinanza col territorio. Questo mi dà ancora maggior conforto, perché in realtà è proprio con questo che abbiamo iniziato questo percorso di conoscenza sul territorio per creare una nuova agenda digitale. Quindi volevamo proprio ascoltare il territorio per capire quali erano le esigenze del domani, perché siamo consci che siamo convinti che solamente chi opera nel territorio sa conoscere le esigenze, sa anche raccontarle e anche individuarle meglio. Questo mi rilaccio anche con un tema che noi stiamo portando proprio anche discutendo nei tavoli ministeriali, perché proprio ragganciandomi anche alla novità del momento del PNRR, la sensazione che a volte si possa cercare di calare dall'alto una realtà o anche un finanziamento, noi invece vorremmo cercare di far sì che queste realtà parlino col territorio, perché siamo consapevoli che solamente parlando col territorio si riuscirà a raggiungere quei risultati di trasformazione digitale che riteniamo fondamentali per la nostra regione. Ecco, io chiuderei qui il tavolo, lascio a te Luca, innanzitutto ringrazio Luca poi di farci un po' anche di tutto questo lavoro, grande lavoro di moderazione, di creazione di questi momenti, ma ci sono tante altre persone da ringraziare che lascio a te anche ringraziare. Grazie a Idelfo. Allora ringraziamo sicuramente ancora Gianni Potti, Digital Meet per l'ospitalità di oggi, ringraziamo Veneto Innovazione che ci ha dato un supporto operativo anche oggi nell'organizzazione dell'evento di oggi, e ringraziamo anche i colleghi della Direzione Attività Economiche e Produttive che ci hanno supportato nell'organizzazione dell'evento di oggi. Rilanciamo per lunedì prossimo. Lunedì prossimo abbiamo un doppio appuntamento. La mattina siamo a Treviso, nell'Innovation Lab di Treviso, a parlare di digitale e turismo. Il pomeriggio siamo invece a Conegliano, nell'Innovation Lab di Turismo, all'Innovation Lab di Conegliano, a parlare invece di digitale e agricoltura, settore primario, con tutto il tema dell'agricoltura di precisione e dintorni. Quindi grazie ancora per averci seguito, e ci risentiamo e ci rivediamo lunedì prossimo per la quinta e la sesta tappa di questo tour che ci porta in giro per il Veneto a capire come costruire la nuova agenda digitale del Veneto. Grazie a tutti e buona giornata.